Siamo tornati allo stadio Vanissana, dove sono entrate in campo la Torres e il Tonara per dare avvio alla 30ª e ultima giornata della stagione regolare del campionato di eccellenza in vista dei playoff, ed è tutto pronto. Ora i giocatori rossoblù stanno schierando per la foto di rito, ed è una foto speciale questa perché la Torres scende in campo con una divisa storica, la riproduzione della maglia 1962-63, una maglia sartoriale davvero meravigliosa che ha fatto impazzire da subito i tifosi. Maglie che, vi ribadisco, saranno messe all'asta e i proventi andranno in favore dell'associazione Mariangela Pinna Onlus. Tutto questo succederà martedì sera all'Hotel di Vialetto alle 20:30, ma adesso è tempo di pensare alla partita. Squadra in campo, attaccherà da destra verso sinistra il Tonara, dunque verso la curva nord. È iniziata in questo momento la gara. Vi rileggo le formazioni. Ci sono, abbiamo detto, delle novità rispetto alle formazioni delle scorse partite. Per quanto riguarda la Torres, due squalifiche, quella di Mannone e di De Palmas, due infortuni, quello di Spinola e di Superchi, e resta fuori Sarrizzu. Allora, vi leggo la formazione della Torres con Torre Pinna con una splendida tenuta grigio-nera e un capellino d'ordinanza. In quegli anni era davvero normale vederlo sulla testa dei portieri. Torre Pinna, Andrea Chessa con numero 2, con numero 3 Vittorio Spano, con numero 4 Sandro Scioni, con numero 5 Cataldo Minutolo, con numero 6 Roberto Merenda, con numero 7 Buba Diouf, con numero 8 Carlo Piga, con numero 9 Alessio Verdis, con numero 10 Michele Felo, con numero 11 Antonino Piriottu. E le novità sono queste, avete sentito Antonino Piriottu, classe 2001, con numero 11 quest'oggi in campo, schierato in mezzo al campo da mister Tortora, per lui un esordio con gol scorsa domenica sul campo di Orrori. Ancora fiducia da parte del tecnico. In campo c'è anche Alessio Verdes, giovanissimo anche lui, che aveva già esordito con la maglia della Torres, ma quest'oggi gioca dal primo minuto. Centro dell'attacco, alla sua sinistra Michele Chelo, alla sua destra Buba Diouf, in mezzo al campo, come vi ho detto, Piriotto, poi Sandro Scioni e Piga. La difesa consueta, Merenda e Minutolo centrali, Andrea Chessa a destra, Vittorio Spano a sinistra. C'è anche in difesa però una novità, perché manca Edoardo Caso, che è in panchina per qualche problema avuto in settimana, ma è comunque utilizzabile dal tecnico, che l'ha risparmiato perlomeno in questo inizio di gara. Tonara che si presenta a Sassari senza il suo attaccante di riferimento, Calaresu, giocatore che, come vi ho detto nell'anteprima, ha un po' battibeccato con il pubblico sassarese nella gara di andata, e un po' di più che battibeccato, perché ha mostrato il fondoschiena. L'arbitro non ha visto, forse, e non c'è stata sanzione per lui, però un gesto che ha ovviamente fatto addirare molto i tifosi. E quest'oggi non ci sono i tifosi del Tonara, c'è il divieto per i residenti della provincia di Nuoro. Pubblico numeroso a Sassari, c'è una giornata caldissima. Sta dirigendo questo incontro il signor Emanuele Ceriello della sezione di Chiari, primo assistente Francesco Muggia di Oristano, secondo assistente Giuseppe Ladu della sezione di Nuoro. Entriamo in cronaca. Abbiamo detto giornata caldissima, dunque sarà sicuramente non facile per entrambe le formazioni resistere magari a ritmi alti, e davvero la temperatura si è alzata di molto in questi 2 giorni. Entriamo in cronaca, abbiamo detto, con pallone recuperato da Iga, fallo adesso di Piri, capitano del Tonara, su Scioni. Si prenderà con calcio di punizione in mezzo al campo. Si incarica dalla battuta a Minutolo. Tra l'altro, oltre alla divisa storica, c'è anche un bel pallone davvero in stile vintage che ci fa fare un salto nel tempo. Guadagna una rimessa laterale Buba Diouf sulla destra. Si incaricherà della battuta Andrea Chessa, che rincorre il pallone. Siamo in zona d'attacco per la formazione rossoblù. Va Chessa, cercare compagni, mezzo all'aria, preferisce corto per Piga, subito aggredito Piga,
di tacco. Piga riesce a liberare Chessa, palla al centro, Namani mette fuori, va subito Scioni a caccia della sfera, poi Pili che la mette fuori, va giù Pili. Fischia l'arbitro, c'è un calcio di punizione. Calcio di punizione. Scioni dice non sono stato io a mettere il fallo, in effetti era stato forse Chessa, l'arbitro è andato a redarguire Scioni. Forzati al rinvio, in avanti a cercare Littarru, palla però Littarru spreca perché la mette lì dove c'è solo Vittorio Spano, può comodamente aggiustare il pallone, servire Merenda che avanza, palla ancora corta per Spano. Spano sempre per la corsia di sinistra, cercato Virdis, va Scioni a cercare di andare avanti, bravo con questa occasione anche Piriotto che ha mantenuto il controllo della sfera. Piga si libera di un avversario, sporta sul sinistro, Piga prova la conclusione, svirgola un primo tentativo al quinto minuto, conclusione lontanissima dalla porta di Carlo Piga. Provato a liberare il suo sinistro, va forzati a rinvio, i ritmi non sono altissimi come era prevedibile. Intanto Virdis che scarica per Scioni che apre sulla sinistra ma è troppo lungo il servizio per Michele Chelo. Quest'oggi gioca a supporto della prima punta, abbiamo detto Alessio Virdis, classe 2000, giocatore presenza stabile della Torres Juniores, ma che durante l'anno spesso si allena con la prima squadra. Anche in questa occasione mister Tortora la vuole sfruttare, ha provato Chelo a tenere in vita questo pallone, terminato però direttamente fuori. Si riprenderà con una rimessa laterale a favore del Tonara e approfittiamo per chiedere qualche osservazione al nostro collega Giampiero Marras. Intanto c'era la Torres che provava a attaccare e invece c'è un tentativo di ripartenza del Tonara, però ci sembra in anticipo Andrea Chessa. Giampiero Marras, Unione Sarda, oggi è una giornata di festa per la Torres, ma la partita è importante. Sì, di festa e cromaticamente bellissima, viste non solo le maglie storiche che rievocano quelle degli anni 60, ma anche le belle bandiere in curva nord, anche quelle rievocative di simboli e di epoche dell'ultracentenaria Torres. Una gara importante che la Torres non affronta al meglio per qualche squalifica e infortunio, comunque diciamo anche una sorta di ultima gara ufficiale prima dei playoff che saranno importanti per capire se questo ottimo finale di stagione della squadra di Tortora può continuare a lungo, perché da quello che si è visto comunque nel girone di ritorno la squadra sassarese è quella che ha fatto più punti rispetto alle altre tre che sono andate ai playoff. Eh sì, intanto c'è stata la prima ammonizione della gara perché c'è stato un giallo per Chessa su un intervento. L'arbitro ha subito segnalato il signor Ceriello e ha sanzionato Andrea Chessa che oggi gioca posto di caso con la corsia di destra. Qua c'è un fallo di Carlo Piga, ancora calcio di punizione, questa volta davanti alla panchina della squadra di mister Tortora. Va alla battuta il numero 2 Emanuele Fois che presumibilmente metterà il pallone al centro, si schiera la Torres sulla linea dell'area di rigore. Va Fois che preferisce invece metterla indietro per Namani, palla poi buttata via, cercava compagno sulla sinistra, nulla da fare, palla che termina in fallo laterale, già effettuata la rimessa di Chessa per Minutolo per Merenda per Spano, palla in avanti, cercare la corsa di Virdis, non ci arriva Virdis, pallone sfila sul fondo,
Ci sarà dunque il rinvio di forzati 0-0 tra Torres e Tonara, 9 minuti nel corso del primo tempo. È stato solo un tentativo fin qui, la conclusione di Piga, ma lontanissima dalla porta. Tonara, che abbiamo detto in classifica, è ormai salvo, 40 punti, non ha molto, anzi niente da chiedere più a questo campionato. Tonara che vinse contro la Torres nella gara di andata con, tra l'altro, un rigore contestatissimo, un rigore che non c'era, l'abbiamo visto dalle immagini, è un calcio di punizione poi deviato dalla barriera, quindi non fischia l'arbitro, un fallo su Chessa, e in più la Torres giocò in 10 per l'espulsione di Sandro Scioni, nonostante in 10 attaccò per tutto il secondo tempo senza riuscire a trovare il gol del pareggio. Tanto un fallo su Scioni, ci sarà calcio di punizione. Palla indietro per Merenda, 10 minuti nel corso del primo tempo, palla in avanti a cercare Diouf, va Diouf, vince un contratto, conclusione incredibile di controbalzo, non termina lontana dalla porta di Forzati, bravissimo Diouf che ha colpito bene, impattato bene sul pallone, sarebbe stato un gol clamoroso. Diouf che era già andato in gol qualche domenica fa, anzi una doppietta per lui, quindi segnaliamo all'11esimo, questa sì è una bella occasione. Diouf che tra l'altro era stato attaccato dal difensore, ha resistito Bouba Diouf, è una conclusione che è terminata lontano dalla, non di molto, sul palo lungo, era in posizione un po' defilata. Diouf di testa, va a saltare Virdis, ci arriva però Namani contro Diouf, mette all'indietro Namani, va Virdis a infastidire, palla ancora buttata in avanti, di testa Carlo Piga, ancora però il Tonara che si impossessa del pallone con Pili, Littarru, va Scioni a cercare di disturbare, riesce a disturbare perché il pallone viene poi messo in fallo laterale, subito la Torres con Piga che mette in avanti, però non c'è compagno, ora si sta un po' alzando il ritmo. Namani in avanti, arriva in anticipo Merenda, Virdis che prova a rubar palla, subisce fallo sulla tre quarti, calcio di punizione per la Torres. Partita che appunto adesso sta entrando un po' nel vivo, 12 minuti nel corso del primo tempo, bella occasione di Diouf, va adesso sulla sinistra Iottu, non ottiene, calcio d'angolo, il giovanissimo 17enne della formazione rossoblu, schierato quest'oggi in mezzo al campo, anche perché in realtà non era Piriotto, era Spano, se n'è andato in progressione sulla sinistra per crossare. Piriotto, abbiamo detto, schierato in mezzo al campo perché c'è la contemporanea assenza sia di De Palma sia di Mannoni, e Chessa è utilizzato come difensore, che è il suo ruolo, mentre in altre occasioni era stato utilizzato proprio in mezzo al campo. Un fallo laterale a favore del Tonara, nella resti della linea di metà campo, Pili, capitano, perde palla, Bacchelo, attaccare, lascia sfilare perché l'ultimo tocco è proprio dei tonaresi in tenuta rossonera. Ancora Chelo che riceve, si deve girare all'indietro, bene per Scioni che può aprire, lo fa con Piga alla sua destra, Chessa, salito da Manforte, vediamo se ci tenterà il cross oppure il passaggio, lo fa, adesso il passaggio sulla destra per Diouf che si mette il pallone sul sinistro, poi ancora Piga, ancora Diouf, Andrea Chessa voleva chiudere ma riesce a conquistare nuovamente palla, qua c'è fallo, anzi no, pallone uscito, dice il primo assistente, dunque ci sarà la rimessa in favore del Tonara. 13 minuti. Abbiamo detto giornata caldissima, sarà davvero anche una gara sulla resistenza fisica. La Torres ha dimostrato di stare bene in queste ultime gare. Ancora rimessa laterale a favore del Tonara, siamo sul lato di sinistra, ora va Chessa in contrasto, poi Piga che ruba palla, la mette all'indietro per Minutolo, può far ripartire i suoi con Merenda per Spano, Spano cerca Chelo,
Piri ora sulla sinistra, può crossare, vediamo cosa decide di fare un giocatore davanti, va sulla linea di fondo, poi torna indietro, cross di Spanu, tentativo anticipato Virdes, e sarà angolo per la Torres. Primo corner per la formazione da blu. Stava andando a saltare adesso Virdes, che tra l'altro è tra i più alti dei suoi, è stato anticipato, palla in angolo. Seguiamo questo corner, sono saliti e Torri, Minutolo e Merenda. Tanto l'arbitro va a segnalare qualcosa, va a chiamare Merenda e Pili. E dice: voi due basta, vi sto guardando. Evidentemente si stanno un po' beccando i due in mezzo all'area. Due giocatori di esperienza, ci sono tanti giovani in campo, ma due più esperti. Palla dentro, esce Forzati con i pugni, c'è il fallo, dice il direttore di gara sull'uscita di Forzati, era pronto ad andare alla battuta Scioni che era rimasto fuori area. Va Forzati, quando è trascorso un quarto d'ora, corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Tonara. Abbiamo detto sarà importante seguire anche i risultati dagli altri campi, soprattutto le aree Ferrini Atletico Uri, Valle Doria Sorso e Stintino Monastir, che sono le altre contendenti ai playoff. Intanto colpo di testa di Merenda, a saltare anche Chelo, però ha anticipato, batte di batti, il pallone poi rimesso ancora di là con Chelo che cercava un controllo aereo, viene anticipato da Sau, è rimasto a terra. La rimessa laterale per il favore della Torres, si piazza un po' fatica Sau, Simone Sau in 2000. Rimessa effettuata, Chelo non si capisce con Spano, rimessa ora per il Tonara, andiamo sull'out di destra. Rimessa effettuata per Pili, intercettato il pallone, palla messa in avanti, c'è Merenda sulla sfera, Minutolo, Piga restituisce il pallone, Minutolo alza la testa e cerca la corsa di Diouf, un po' lungo questo lancio, un po' molto lungo, nulla da fare per Diouf che è sì veloce, ma su questo pallone non poteva proprio arrivare. Rimessa di Forzati, e in questa giornata di rievocazioni c'è anche un vecchio stendardo, un vecchio striscione fuori ai Pindacci che non si vedeva da tempo in curva, ma che anche lui ha una sua storia. Anticipato Diouf, ma arriva Piga, limite dell'area, Piga mantiene il controllo, Diouf se ne porta sul sinistro, conclusione deviata e poi deve spazzare la difesa del Tonara. Improvvisa accelerazione della Torres, rimessa laterale effettuata con Chessa, Minutolo, Merenda, si tira un po' sul Tonara che è stato costretto un po' a sparacchiare fuori per evitare guai peggiori. Ora si fa tutto a sinistra con Spano che avanza, Spano per Chelo, si gira Chelo lontano dalla porta, allora va a servire Piga dall'altra parte, ancora Piga che può provare la conclusione, va Piga a portare ancora sul sinistro, questa volta è pallone indirizzato, non con molta forza, ma ci arriva forzato, cercato il palo lontano Piga, la tenuta bassa ma non è stato abbastanza angolato, dunque si riprenderà. Quando siamo intanto arrivati al 19esimo corso del primo tempo, quindi ancora una conclusione di Piga. Aveva già provato dopo 5 minuti, adesso sta cercando di prendere la mira. Intanto compare uno striscione sulla curva nord, 19 aprile 1903, Io t'amo forte, quanto è grande il cuore, che è una parte del testo di una canzone celebre sassarese che tutti conoscono come Drommi Drommi, in realtà si chiama Farende in Turritana ed è una parte proprio del testo di
una canzone popolare sassarese che spesso è anche cantata dai tifosi rossoblù, ed è lo striscione dedicato proprio all'amore per la propria squadra del cuore in una data storica. Tanto c'è il fallo di Minutolo, zona d'attacco per il Tonara. Calcio di punizione a favore degli ospiti. È bella questa dichiarazione d'amore dei tifosi della curva nord per una squadra che quest'anno non era partita sicuramente bene, è stata anche molto contestata dopo risultati negativi, addirittura 13° posto dopo 7 giornate, e poi una bella appassionante rimonta fino ad arrivare ad agganciare posizione di testa e soprattutto la posizione dei playoff. Intanto Pili, attenzione, calcio di punizione, però è basso e va Scioni a controllare. Diouf di testa, poi una palla in avanti, attenzione, c'è però la presa di Torre Pinna, subito il rilancio, a cercare la corsa di Diouf, va Diouf con il Tonara che si era un po' proteso in avanti, va Diouf, palla messa al centro, si deve girare Virdis per concludere, arriva Scioni, la conclusione Rasoterres fuori. Non ha potuto concludere Virdis perché si è girato alla spalle alla porta, ha preferito mettere all'indietro per la corrente Scioni. 21esimo, Scioni manda a lato con un rasoterra, ha controllato forzati, ma poteva essere pericolosissimo se indirizzato proprio nello specchio. È stato importante in questa occasione, così come era stato importante a Orroli il rinvio lunghissimo di Torre Pinna, soprattutto immediato. Intanto va Pili a dar fastidio, arrivano tutti i giocatori rossoblù intorno al capitano del Tonara, ma c'è l'arbitro a redarguirlo, non bisogna nervosirsi troppo. Va alla rimessa laterale Spano. Abbiamo detto solo un cartellino fin qui, quello per Andrea Chessa. Intanto Chelo che controlla, poi però viene anticipato, palla ancora e fallo laterale per la Torres. Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando, amici che vivono fuori Sassari, che non possono essere presenti qui, ma grazie a Radio Torres possono assistere. Intanto un fallo bruttissimo su Chessa da parte del numero 3 Luigi Usai. Il cartellino è pronto da parte del direttore di gara, fallo davvero brutto. Tra l'altro si è fatto male lo stesso Usai che si è frapposto, ma si è rialzato fortunatamente Chessa, ha messo il ginocchio sulla corsa di Chessa che l'aveva superato ed è volato giù, è rimasto a terra Usai. Ci si è fatto più male lui commettendo questo fallo. Ci sarà comunque calcio di punizione in favore della Torres. Avrete visto probabilmente nelle immagini la divisa, abbiamo detto, la maglia di produzione della divisa utilizzata nella stagione 62-63, uno stemma quadrato crocettore sul petto, nessuno sponsor ovviamente, numeri che citiamo direttamente sulle maglie, pantaloncini blu, calze rosse e scarpe rigorosamente nere. Anche questo dettaglio che probabilmente non si vede più in tutti i campi perché sono cambiate le mode. Intanto c'è una bella sbandierata in curva nord, si canta proprio Farendi in Turitana. Intanto il pallone che filtra sul calcio di punizione di Scioni, colpo di testa di Diouf, Nanami all'indietro per forzati, stava arrivando, era in agguato Chelo. 24esimo, 0-0 tra Torres e Tonara. Come era prevedibile, la Torres che sta facendo la partita, Tonara che prova a giri di rimessa ma non con molta caparbietà. Intanto va giù
senza fallo, dice il direttore di gara. Scioni che ha provato uno slalom a piedi sulla destra, anticipo Spanu, riesce a conquistare palla, non c'è fallo, dice il direttore di gara. Si prosegue, Merenda, Diouf sulla destra, è rimasta a terra Sau, va Diouf, si mette però in imbuto con 3 avversari. Era uscito intanto momentaneamente il numero 3, proprio Usai, fuori gioco un giocatore del Tonara, che è diventato in questo momento Usai. Si deve ripetere questo calcio di punizione per la Torres, 25 minuti di gioco. Merenda, Minutolo, Scioni, si libera di Littarro, poi serve sulla destra Chessa. Prezioso anche l'apporto di Chessa durante l'anno, perché ha davvero giocato diversi ruoli, sempre con grande caparbietà. Bravissimo Diouf anche qui, però si è infilato tra 3 avversari, superato il primo, non gli altri. Va a Virdis intanto a dar fastidio, ma si libera bene nell'occasione il Tonara. E qui pallone che viene tenuto in campo, manovra ancora il Tonara sulla sinistra in questo momento con il numero 22 del Soldato che va giù, calcio di punizione ancora sulla 3/4. Da indicazione mister Prastaro. Ha battuto calcio di punizione, ma pallone era in movimento, dice il signor Ceriello. Si ribatte 26 minuti. Va Namani, numero 5, centrale difensivo del Tonara. Vediamo se cercheranno lo schema come è successo in precedenza, se metterà il pallone in mezzo. Namani si sistema la linea difensiva della Torres, palla bassa, cercare compagno, poi ancora Namani, prova a liberarsi di Virdis, mette un pallone dentro però per nessuno, perché arriva direttamente a Torrepinna e non perde tempo anche lui. Un rilancio lunghissimo che può arrivare vicino alla porta avversaria. Ha paura il numero 13 Poldie, che deve mettere subito in fallo laterale per evitare l'arrivo di Chelo. Rilancio di oltre 70 metri di Torrepinna, già effettuata la rimessa. Chessa, palla al centro, arriva di testa Michele Chelo in tuffo e mette fuori. Occasionissima per la Torres al 27esimo. Michele Chelo, sarebbe stato anche questo un bellissimo gol di testa in tuffo sul cross di Chessa, palla fuori. Ancora pericolosa la Torres, va a saltare Scioni, testa poi Piga, rimasta a terra Scioni, mette fuori il giocatore tonarese che è rimasto a terra proprio Scioni. Hanno messo fuori, dunque il pallone sarà restituito. Ovviamente cercano anche i giocatori questi momenti un po' di stanca. Tanto vabbè, il giocatore del Tonara non aveva capito forse. Scioni voleva restituire il pallone, il giocatore del Tonara l'ha colpito per primo, si rifà con Piga che restituisce ora il pallone correttamente. Non aveva capito del Soldato. Palla all'indietro per Forzato. Quando siamo al 28esimo ci avviciniamo, quindi 30 minuti di questo incontro che ancora fermo sullo 0-0, ma ci sono state le occasioni, soprattutto anche quest'ultima. Intanto c'è un fuorigioco di Virdis, dice il primo assistente. Quest'ultima di Chelo di testa, bellissimo in aria sul cross di Chessa, ha messo il pallone a lato. E anche la conclusione di Diouf all'11esimo. Si ripartirà con un calcio di punizione con Nanami. Va a saltare Chessa, però non riesce a mettere in avanti, la sfiora, palla termina nel fallo laterale, la rimessa in favore del Tonara.
rimessa che sarà effettuata da Usai, palla dentro, Littarro arriva prima però Minutolo che vede, serve Chelo, deve uscire forzati dalla propria area perché il pallone è un po' troppo lungo, chiede Chelo sia un po' più corto il lancio. Intanto ci sarà un cambio nel Tonara, che c'è qualche problema fisico forse, perché è pronto a entrare in campo un giocatore numero 11, se non abbiamo visto male, anche se in distinta non abbiamo il numero 11. Vediamo chi sarà a uscire. Intanto c'è un giocatore della Torres a terra ed è proprio Piriotto, il numero 11. Numero 11 non sappiamo chi sia perché ci hanno dato una distinta errata. Pronto a entrare in campo, vediamo chi è il giocatore che uscirà. Adesso sarà effettuato il cambio, esce il numero 3, Luigi Usai, quando siamo alla mezz'ora. Esce dunque Luigi Usai, un infortunio, un fallo commesso da lui stesso. È entrato il numero 11, ma abbiamo detto la distinta purtroppo ce l'hanno data sbagliata, non è presente. Quindi chiederemo numi sul nome del giocatore entrato in campo. Di certo che è uscito il numero 3, Luigi Usai. Tra l'altro è andato a prendere la posizione di esterno alto più a destra. Tanto Scioni, lancio ancora per Diouf che va e riesce ancora una volta ad anticipare il difensore, si porta sul sinistro, palla dentro, ma questa volta non trova compagni dall'altra parte. Se voi può mettere in avanti, ruba palla, però ancora un ottimo Scioni che mette all'indietro per Merenda. Spano mette giù, prova a manovrare la Torres, poi il pallone viene sparacchiato, vediamo se in calcio d'angolo per la Torres, parte del Tonara. Bella cornice di pubblico quest'oggi al Vanni Sanna, nonostante proprio la bella giornata, magari invitava ad andare altrove, ma oggi i tifosi rossoblu sono voluti stringere intorno alla sua squadra. Intanto seguiamolo questo calcio d'angolo. Ancora Merenda e Minutolo che sono saliti a cercare l'impatto col pallone. Palla dentro, vediamo Minutolo, mette al centro, poi Namani, Chessa che prova una conclusione al volo, termina di poco alta sopra la traversa al 32esimo. Ancora un'occasione per la Torres sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Va forzati, siamo al 33esimo. Abbiamo detto la partita che vive un po' di accelerazioni perché per il resto il ritmo non è altissimo, abbiamo detto c'è tanto caldo e la Torres a fare la gara sicuramente. Tonara che prova ogni tanto a manovrare come in questo caso, ma Scioni è davvero dappertutto in mezzo al campo, subito di lancio in avanti per Chelo che si fa però superare dal pallone e poi lo perde sulla sua posizione di esterno alto a sinistra. La rimessa laterale in favore del Tonara con Fabio Boi, non riesce Spano a controllare, dunque arriva il giocatore del Tonara, però bravissimo ancora Spano a tornare su di lui e poi Figa sbaglia però in mezzo al campo, arriva ancora Chessa, poi subisce fallo dopo aver anticipato l'avversario. Da indicazioni mister Tortora di stare largo, di cercare l'ampiezza alla Torres per la sua consueta manovra avvolgente. Piga, cercare Diouf, lo trova, questa volta mette giù Diouf a due avversari, preferisce mettere indietro per Chessa, il suo cross è sbagliato, non ci arriva Piga, ma ci arriva invece Scioni che ruba ancora una volta palla e parte da solo, arriva subito a mettere in fallo laterale il difensore del Tonara. Soprattutto sulla destra pericolosa la Torres in questo momento. Chessa, Piga,
all'indietro per Merenda, tutta in avanti la formazione rosso-blu, il lancio in avanti di Merenda, sbaglia la difesa, Chelo, ancora una conclusione, quadra la porta, però si sta avvicinando la Torres sempre di più. Pallone che è terminato non di molto, lontano dalla palla alla destra di Forzati. Torres molto aggressiva e soprattutto in grado di far male quando attacca. Quindi spinto qua Merenda riesce comunque a anticipare l'avversario. Scioni poi cercare Piga che può servire sulla sua destra. Chessa in avanti cercava una via di mezzo tra Virdis e Diouf. Qui ancora recupera un pallone Scioni, può servire sulla sinistra ora per Spanu che avanza, palla al piede, Spanu, anticipato Virdis, Pili esce fuori, ma arriva ancora Virdis però commette fallo sul capitano del Tonara, uno scontro generazionale, giovanissimo Virdis, classe 2000, con il capitano Pili, tanto Tonara ora che avanza con Littaro, palla messa in mezzo, c'è il primo corner per la formazione ospite. Questo pallone messo in avanti, la deviazione di Merenda. Quando siamo al 36esimo. Tutta calma va Fois a battere questo calcio d'angolo. Tutto il settore occupato dai tifosi rossoblu. Non gli risparmiano qua tutti. Va Fois, palla lunghissima dall'altra parte, Scioni non la tocca, termina in fallo laterale, palla altissima per tutti, anche per i compagni. Chessa, Minutolo, ancora Chessa, rilancio che colpisce alla schiena, Littarro, ancora rimessa laterale in favore della Torres. Con Chessa, Piga mette giù, stavolta riesce il lancio in avanti, ma Navani anticipa Virdis, però va ancora sul pallone, poi Scioni subito, va ancora a terra, poi Piga a cercare la corsa sempre di Diouf, sulla destra, va Diouf, arriva sul pallone, mette a terra, entra in area, Diouf, la conclusione di sinistro, Forzati, è angolata ma ha fatto bene anche in questa circostanza, Luca Diouf. Sempre pericolosissimo questa corsia che ci sta provando con più frequenza rispetto al passato ed è probabilmente anche sintomatico di una crescita anche tecnica da parte del giocatore che è arrivato a Sassari senza avere grande esperienza di calcio, ma è stato allenato, dobbiamo dire che è stato allenato bene perché l'abbiamo visto crescere davvero tecnicamente. Bouba Diouf, Giampiero Marras. Sì, giocatore che quando ha fatto le prime partite si è segnalato per una grandissima rapidità e un eccellente scatto, adesso sta mettendo anche un pochettino di acume tattico ed è un giocatore davvero interessante su cui puntare anche per la stagione prossima. Peccato che la parità di oggi sia non bellissima più per la scarsa opposizione del Tonara che sembra più preoccuparsi di non farsi trovare fuori posizione quando perde palla che di attaccare veramente. E quindi insomma abbiamo detto la Torres che sta facendo la partita ma bisogna mantenere sempre alta l'attenzione, tanto parte adesso Littarro, si accentra, prova a fare tutto da solo, poi serve il compagno sulla destra, poi Pili che apre ancora per Boi, c'è Chelo a mettere in fallo laterale, sarà d'attacco sempre il Tonara quando siamo al 38esimo, 0-0 il risultato alla Vanni Sanna. Messa laterale effettuata, Pili se ne va, il pallone esce però, sarà rimessa da parte di Tore Pinna. Intanto vediamo proprio Diouf che va a bere, abbiamo detto giornata caldissima quest'oggi, va al rinvio Tore Pinna, va a saltare Chelo, il pallone arriva in qualche modo in avanti dove c'è Virdis, non riesce però Virdis a anticipare l'avversario, pallone ancora controllato solo per un secondo da Scioni che commette fallo, calcio di punizione
favore del Tonara nel cerchio di centrocampo. Ha detto giustamente il collega Marras, partita non bellissima ma vive di accelerazioni improvvise, soprattutto dovute proprio alla Torres che quando attacca crea pericoli. Vanamani per Pili, ancora una mani, palla in avanti ma c'è Spanu, può far partire sulla sinistra Chelo, avanti Chelo per Diouf, però anticipato, poi non riesce ancora una volta la Torres ad affondare il colpo e allora avanza il Tonara, anticipo però di Merenda che interrompe la trama del capitano Pili che poi però sparacchia fuori. Ha cercato un assist di prima senza riuscirci. Ancora Torres, Piriottu voleva servire Spano ma non trova il compagno. 40 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 qui dal Vanni Sanna. Poi vi daremo anche conto dei parziali dei primi tempi, quelli che ci interessano dagli altri campi. Intanto Chelo per Spanu, parte Spanu, viene messo in fallo laterale il pallone. Spanu che sembra sempre quello che non subisce il caldo nel freddo. Ma intanto Chelo da solo, Chelo a servire Piga, un po' forte questa assist, riesce comunque Piga a controllare, si deve girare, se ne va da solo Arlo Piga, palla lunghissima dall'altra parte dove c'è la testa di Pili, arriva Merenda ora, ancora alimentare l'azione, conclusione alta di Merenda. Quando attacca la Torres lo fa con tutti i suoi effettivi. Ci ha detto poc'anzi il collega Marras, Tonara bada più a non subire che a proporsi in avanti, ma abbiamo detto anche che non ha nessun interesse in questa gara. Tonara che ha conquistato una buona posizione di classifica, una salvezza tranquilla. Punti interessano alla Torres. Diouf sulla destra, allora è rimpallato proprio su di lui, la rimessa è in favore del Tonara. Noi siamo al 42esimo. Rimessa effettuata ora. Siamo sull'auto di destra a saltare Chessa che però commette farlo sul Rittarru. Calcio di punizione. Si incarica della battuta Namani, poco oltre la panchina presidiata da mister Prastaro. Va Namani, palla lunga, c'è in anticipo Minutolo, può mettere a terra a servire Piga, si libera di un avversario Piga, pallone un po' pericoloso dall'altra parte per Merenda che poi serve Spano, ancora Merenda, lancio. Sembra buono per Diouf, anticipo questa volta il difensore Odie, ancora un lancio per in avanti per Chelo di Piga, anche questo è lunghissimo, perde sul fondo il pallone. 43 minuti nel corso del primo tempo, si sblocca il risultato 0-0 con più occasioni per la formazione rossoblu e anche occasioni ghiotte. Ma il pallone non è entrato in porta. Il rinvio di Forzati, il colpo di testa di Scioni, Chelo che voleva servire in mezzo al campo Piriotto, arriva ancora Scioni però a impadronirsi della sfera, poi subisce fallo sull'attacco del giocatore numero 11 di cui vi diremo il nome dopo l'intervallo perché non lo abbiamo in lista. Va Chessa, avanza Chessa, supera un paio di avversari, poi riesce a servire Scioni, troppo lungo il pallone ma c'è fallo su Chessa che non ha potuto servire nel modo migliore il compagno proprio perché al momento dell'assist è andato giù. Calcio e punizione a favore della Torres, non c'è in campo specialista Mannoni ma c'è Scioni
e lui a incaricarsi dei calci da fermo. Sandro Cioni, tutti in avanti, anche minuto la merenda come sempre le due torri, ma in più c'è anche un'altra torre, Alessio Virdis, giocatore molto alto. Bascioni, palla però rinviata subito di testa fuori dalla difesa del Tonara, fallo laterale, vista qualche metro la Torres, scoccato adesso il 45esimo, nostro cronometro, vediamo se riuscirà a proseguire ancora il direttore di gara. Vacchessa, rimessa laterale, Vacchessa cerca compagni, sceglie Diouf che se ne va sulla destra, va Diouf, ottiene un calcio d'angolo, ruba Diouf. Terzo corner per la Torres, 1 per il Tonara. 2 minuti probabilmente di recupero, dice il direttore di gara. Si giocherà ancora per 2 minuti. Bascioni, la battuta, preferisce la battuta corta, si gira Diouf, il pallone viene messo ancora in corner, ha cercato lo schema Torres, e ancora Scioni si prepara a battere questo corner. Rimasta tutta in avanti ovviamente la Torres, Bascioni, stavolta il lancio in avanti, supera qualche avversario il pallone, ma rimane ancora lì la sfera, poi ci pensa Pili ad allontanare, riesce a mantenerlo in campo Littarro con un bel gesto, ma poi butta lontano la Torres, sarà fallo laterale in favore degli ospiti. Rimane tutta in avanti la Torres, a Diouf a colpire di testa, però serve involontariamente Pili, che è un po' il metronomo di questa formazione. Anche qui c'è un fallo di Littarro su Chessa, calcio di punizione per la Torres, per 1 minuto da giocare. Alvanisanna in questo primo tempo lancia in avanti a cercare Virdis, ma troppo alto per lui, fa scavalcare Alessio Virdis dal pallone e sarà rinvio da parte di Forzati. Manca pochissimo al duplice fischio per la conclusione di questo primo tempo. 0-0 fin qui il risultato. Va Minutolo, conquistar palla, a servire Scioni che vuole aprire dall'altra parte per Chelo, che mette giù di petto di fronte a un avversario, serve in avanti Spanu, poi però viene controllato ancora, però Michele Chelo, c'è però la difesa del Tonara a liberare. Finisce qui il primo tempo, 0-0 dallo stadio Vannisana di Sassari tra Torres e Tonara. Ci risentiamo tra pochissimo per i secondi 45 minuti dell'ultima giornata di campionato di eccellenza. A più tardi.